Qualcuno ha definito iniziativa riempitiva la questione pregiudiziale sollevata dalla senatrice Faggi. Ecco, io vorrei dire, nell'annunciare il voto favorevole del nostro gruppo a questo provvedimento, che temiamo che questo provvedimento sia un'iniziativa riempitiva. Lo sosterremo perché ovviamente non vogliamo che venga imputato a noi, che ci vengano imputate le conseguenze della mancanza di visione altrui, ma non siamo esattamente convinti che esso sarà risolutivo nel risolvere i problemi che vuole affrontare e che però non nomina neanche in rubrica. Io vorrei partire da alcune osservazioni che sono state sviluppate nel corso della discussione generale, per spiegare che cosa intendo. Qui noi abbiamo almeno tre problemi: un problema di sistema, un problema di vigilanza e un problema di risorse. Intanto partiamo dal sistema. Come gli onorevoli colleghi sanno, il sangue non è un liquido ma è un organo, è composto da tante cellule diverse, e la stessa cosa vale per il sistema creditizio, che è il sangue dell'economia. Non è una cosa omogenea, è composta da tanti istituti diversi, almeno negli organismi che funzionano. Ha fatto bene il senatore Pichetto Fratina a fare un excursus storico su quello che fu il sistema creditizio italiano, mentre sono un po' scettico sull'entusiasmo di altri colleghi verso iniziative innovative. Mi viene da dire: torniamo all'antico, sarà un progresso, come disse notoriamente Verdi. E questo perché, se guardiamo alla situazione dei nostri concorrenti più agguerriti, pensiamo per esempio alla Germania, vediamo che lì il sistema creditizio si basa su una cosa sulla quale forse noi dovremmo cominciare ad aprire un dibattito, ma non so perché non riusciamo ad aprirlo, che è il ruolo del settore pubblico nel sistema creditizio e quindi il ruolo delle banche pubbliche. Pensiamo alla Germania. La Germania ha un sistema basato su tre pilastri: ci sono le banche pubbliche, Landesbanken e Sparkassen, ci sono le banche private e ci sono le banche di credito cooperativo. Un tavolo con tre gambe. Noi di queste tre gambe ne abbiamo due. È abbastanza evidente che poi c'è il pericolo che il tavolo in qualche modo traballi. Ma questo non interessa realmente a nessuno, perché ci si parla di intervenire a condizioni di mercato. Siamo passati in alcuni spicchi di questo emiciclo da una denigrazione di Keynes e del ruolo del settore pubblico fatta da sinistra, paradossalmente, a un'esaltazione di Hayek e del ruolo del mercato che non ci porta da nessuna parte. Vanno aggiunte inoltre al sistema creditizio tedesco le banche di sviluppo regionale. Ce ne sono 13 e sono esentate da quelle regolamentazioni europee di cui qui qualcuno ha giustamente lamentato il carattere draconiano, dalla CRR e dalla CRD. Noi non siamo riusciti ad esentare sostanzialmente nessuna banca. Quelle che erano fuori dal perimetro, per esempio le banche di credito cooperativo, ce le abbiamo riportate dentro. E poi vengono a dirci che competiamo ad armi pari, che c'è il level playing field. No, secondo me qua c'è un low level debate, che è una cosa un po' diversa. E allora forse dovremmo chiederci se non sia giunto il momento di rivendicare il ruolo dello Stato, ma per far questo dobbiamo rivendicarne la dignità. Possiamo farlo in compagnia di chi ha fatto della denigrazione delle istituzioni e in particolare dei corpi elettivi, non so se vi ricordate, la casta, il magna magna, la scatoletta di tonno, il fondamento della propria effimera carriera politica? Direi di no. Possiamo farlo con chi vede come unica chiave di lettura di quello che sta succedendo degli episodi di malagestio che pure ci sono stati e quindi vede nel giustizialismo l'unico orizzonte risanatore per i percorsi della nostra economia? Direi di no. E poi malagestio, certo c'è stata, è stata anche protratta, forse, vediamo, ci sono in corso delle inchieste, ma allora, se il tema è quello, vogliamo parlare di un'altra cosa? Perché questa maggioranza sta insabbiando nei fatti
un dibattito sul ruolo e sulla riforma della governance dell'autorità di vigilanza. Se il tema è quello, dobbiamo intervenire, anche perché è indispensabile, dopo gli interventi della magistratura, che ci sono pure stati e che sono stati una delle motivazioni dell'intervento della collega Faggi, fugare un dubbio atroce, il dubbio che ci siano in questo Paese organismi indipendenti dalla politica e dotati di un potere sanzionatorio che usano questo potere sanzionatorio per condurre politica, per esempio politica creditizia. Cioè l'indipendenza di certi istituti è predicata rispetto a certe politiche, quella monetaria, quanto è alto il tasso di interesse, quante banche e di che tipo debbano esserci in un territorio, cari colleghi, dovremmo deciderlo noi se ne abbiamo ancora voglia. Ma lasciamo perdere questo e concentriamoci sul potenziale salvataggio innominato, no? Quello che nel lessico di alcuni ideologi del PD si chiamerebbe, non so, la mucca nel corridoio, potremmo chiamarlo l'elefante nel trullo, ma qui veramente stiamo pensando di risolvere con queste risorse un problema di questa entità? Perché, vedete, voglio essere molto specifico sul punto e chiarire. Se noi andiamo a vedere, perché lo abbiamo visto, lamentandoci, anzi avevamo anche fatto azione preventiva interpellando, quando era venuta cortesemente a trovarci la commissaria Vestager, vogliamo lamentare l'intervento dell'Unione Europea che in alcuni casi salva con denaro pubblico le banche, in altri no, e costringe a strani escamotage i legislatori nazionali. Cosa è successo nella Nordlandesbank, l'ultima delle banche pubbliche tedesche che è stata salvata con ulteriore denaro pubblico, 3 miliardi? Lì c'è stata una rilevante restrizione del perimetro dell'attività, che ha consistito nel cedere un intero ramo di attività, il credito navale, che era andato per aria a causa del crollo del commercio internazionale, e anche un sostanziale recupero di profitti nel piano industriale. Hanno fondamentalmente previsto di licenziare metà delle persone. Quindi lì ci sarà poi un ulteriore costo sociale, perché lo Stato dovrà pur sostenere queste persone nel loro percorso per trovare un nuovo lavoro. Ma noi pensiamo che un intervento a condizioni di mercato, quindi con un ROE tecnicamente intorno all'8% e quindi riducendo il perimetro dell'attività, riducendo l'operatività dell'istituto, sia possibile in un territorio come quello che stiamo considerando, devastato dai terremoti e caratterizzato da una fragilità purtroppo endemica? Credo che non sarà possibile. E allora ricordiamoci che se un animale si muove come un'anatra, nuota come un'anatra e starnazza come un'anatra, è un'anatra, e se tante persone si muovono come il mercato, agiscono come il mercato, falliscono come il mercato, sono il mercato, e allora lo Stato a che serve se noi continuiamo con questa retorica fasulla dell'intervento a condizioni di mercato, che è solo uno strumento per posporre alle generazioni future il vero costo del salvataggio? Anche perché qui si è parlato ad esempio dei vari interventi del FITD, perché è un organismo privato, lo Stato non è coinvolto. Ma lo sapete, vero, che tutti noi questi costi li stiamo pagando attraverso gli aumenti dei costi dei nostri conti correnti, no? Tanto per fare un esempio. La retorica del non coinvolgere il contribuente, tanto poi coinvolge il consumatore, il cittadino, cioè il contribuente. E allora prendiamoci le nostre responsabilità e interveniamo. Questo erano le due considerazioni che mi sentivo di fare in ordine alle nostre perplessità, e su queste considerazioni vogliamo sfidare questa maggioranza ad ingaggiare un dibattito sui punti veri, che sono, lo ripeto, la struttura del nostro sistema creditizio e il ruolo che al suo interno debba avere il settore pubblico, e dobbiamo andare in Europa a combattere questa battaglia senza partire pregiudizialmente battuti, come abbiamo visto fare dalle maggioranze precedenti nel corso di tanti anni. E sì, concludo. E il dibattito sulla struttura dell'autorità di vigilanza in Italia, che, mi dispiace dirlo, in questa circostanza ha dimostrato di non essere particolarmente efficiente. Grazie, signor Presidente.